Secondo l'assessore regionale Aricò, entro un anno si potrebbe avere il progetto per la realizzazione del macrolotto 1 per il tratto stradale Gela-Castelvetrano, passando per Agrigento, che completerebbe quell'anello autostradale che percorre già l'intera Sicilia. L'idea è stata presentata a Palermo dall'assessore regionale alle infrastrutture unitamente al direttore della struttura territoriale Sicilia di ANAS. È un'opera strategica per circa 800 milioni di euro, ha sostenuto. Per anni ci hanno detto che la Sicilia non aveva collegamenti infrastrutturali. Adesso progettiamo, governo regionale e nazionale insieme, a cominciare dal ponte sullo Stretto, a cui anche questa opera sarà collegata attraverso la rete autostradale siciliana. La Gela Agrigento-Castelvetrano ci permetterà, ha concluso, di collegare gli aeroporti di Comiso, Birgi e Punta Raisi e chiudere l'anello autostradale. Oggi, ha detto, abbiamo illustrato le ipotesi progettuali tra Sciacca e Castelvetrano passando per Menfi.